È una buona notizia, certo, perché va nell'ottica della ripartenza, ma è soprattutto una buona notizia perché nel limiti del possibile è stata data con il massimo anticipo. Stavolta almeno si può programmare la ripartenza, dice il presidente dell'Ascom Trevigiana, guardando alle linee presentate dal premier Draghi, nelle sue parole un mix di cautela e soddisfazione per le riaperture anticipate il 26 aprile. Del resto nella Marca sono 4.000 le imprese del terziario a rischio chiusura nel 2021 e il fattore tempo è diventato determinante. Ogni giorno, così come dal punto di vista sanitario dà la possibilità, grazie ai vaccini, di salvare delle vite, così ogni singolo giorno in cui si anticipano le aperture e si danno i sostegni dà la possibilità di salvare dei posti di lavoro. Anche per questo sarà cruciale la collaborazione con gli enti locali, soprattutto sul fronte dei plateatici, dice l'Ascom, e immediata è arrivata la rassicurazione di Casugana per procedure semplificate. L'umore è nero invece tra i titolari di piscine e palestre che potranno riaprire il 1 giugno una doccia gelata. Noi eravamo veramente tutti pronti per maggio e quindi in qualche maniera abbiamo tirato avanti sperando di poter cominciare, ma adesso aprile a giugno per noi vuol dire farci morire, perché comunque giugno è l'estate, la gente non viene più in palestra e per noi vuol dire iniziare a lavorare a gennaio 2022 e sono 20 mesi. La violenza vera e propria ce la fa il governo, altro che noi, sono loro che stanno la violenza a noi.